Si gioca anche sulla questione sicurezza la campagna elettorale per le regionali. L'impennata dei crimini registrati nelle ultime settimane in tutta la regione, anche nei territori storicamente meno segnati dal problema come quello bellunese, ha fatto alzare la voce al presidente del Veneto. È un bollettino di guerra che quotidianamente noi redigiamo. Direi che è fondamentale agire con uomini, mezzi e con norme severe. E gli uomini, se li abbiamo, sono i militari che sono nelle caserme. Utilizziamo anche i militari dell'esercito in modo tale che diano una mano alle forze di polizia. Dalle Dolomiti, dove oggi ha dato il via alla sua campagna nel bellunese, arriva la replica della sfidante del Partito Democratico. Purtroppo Zaia dà sempre la colpa a qualcun altro. Di fatto però lui ha una grande e grave responsabilità, quella di aver azzerato i fondi per la sicurezza, da 23 milioni che erano nel 2008 a 0 di oggi. Per garantire la sicurezza dobbiamo dare risorse ai sindaci. Per Alessandra Moretti quella di oggi è stata una giornata nel cuore della montagna bellunese, dal Cadore al Comelico. A Santo Stefano di Cadore, segnata nell'ultimo anno da blackout e frane, ha incontrato i cittadini, le cooperative e i rappresentanti delle istituzioni regoliere. Per un territorio marginale serve un impegno particolare e dedicato. Garantire il finanziamento alla legge 25 del 2014, perché questo territorio è un territorio che deve essere finanziato, deve trovare un sostegno concreto anche attraverso una rappresentanza regionale e in giunta regionale che possa essere forte nel portare avanti le esigenze di questa terra. Si è poi parlato anche di politica e di coalizione. 5 le liste che dovrebbero appoggiare la candidata Moretti: il Partito Democratico, la lista del Presidente, una di centro, una di sinistra e quella delle autonomie. Il movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti nelle scorse settimane ha dichiarato di voler valutare l'appoggio a un candidato presidente che sostenga il progetto autonomista del movimento. Potrebbe essere questo lo spazio? Moretti intanto si rivolge a un orizzonte veneto. Io parto proprio da qui, dai cittadini che sono loro i protagonisti con le loro delusioni, con le loro istanze, per cui la lista delle autonomie sarà proprio finalizzata a rappresentare il diritto di avere più prerogative in questi territori, ma in Veneto in generale.